Allora, papà qui ha scritto questa famosa livella di viva, perché dopo ho scritto la livella dei morti. Papà, in quell'incontro che faceva nel mezzo dei pazzi, l'aveva incontrato ad Anzio. Allora dice, come pretti fa che la musica che si mette a chiagnere, papà, che è troppo bello. Dice, io già scrivo a livello dei vivi, cioè, su 17 pure 8 e l'ha scritta e poi così. America ci comanda. L'Italia obbedisce, la fame aumenta e la delinquenza cresce. Coppo guerra mangiano carne e pesce, ma sta storia quando sangue gli la pietà allora fornisce. Bella c'è, mangiamo, beviamo, divertimmoci, ma chi là del mondo che caccia una vimma. Oggi morimmo e dopo 24 ore ci abbattimmo. Tieni la superbia, tieni i milioni. Quando viene una seconda non tiene ragione. Si copre guerra, si grida, si dimanda, si abbonano i Berlusconi, i tuoi beni, i tuoi milioni si schiappano in coppa con l'ambione. Invece quando tieni la salute non li ho. Ti fai un fritto di pesce con limone, un espresso di maccherone, una pollata di prosciutto e provolone, e sotto un braccio una bella guagliona e bere un'opera come fece il partito pallone. Però il bella c'è, sta una cosa che andavi tempamo, diceva papà, la morte non tiene crianza, perché se tenessero poche crianze e tu ci sappiassero annanzi, invece che la piglia tutta imbaranza. Poi il cristiano che Totò, certi soldati, caporà e generò. Ah, ma serio silenzio, siamo tutti quanti qua. Diceva Totò, non re, non magistrato, non grand'uomo. Te la senti che lo Vangelo ha fatto punto che ha perso la vita eppure no. Diceva un faccio scopare, non te le mise ancora questo pensiero. E allora non può restare perché da un po' si pagacciate e fanno i vivi, così mi serve, a parte la morte.